Il piazzale Giglia di San Leone si appresta a cambiare look. Oggi il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, ha incontrato i giornalisti per annunciare i lavori che entro la prossima estate consentiranno agli agrigentini di godere del nuovo sito. È previsto tra l'altro un collegamento pedonale tra l'attuale piazzale Giglia e la Villa Pertini. Ad aggiudicarsi la gara è stata una ditta di Mussomeli. Nell'ambito della stessa gara d'appalto è previsto il ripristino del manto stradale nel tratto compreso tra Piazza Vittorio Emanuele e il Santuario di San Calogero. Il costo complessivo dell'opera ammonta a 430.000 euro. Sindaco, un nuovo look per Piazzale Giglia con un progetto ambizioso. È un progetto che dà fruizione del litorale, ci fa riappropriare non solo della vista mare ma soprattutto della spiaggia. La prima operazione a costo inesistente fu quella di recuperare intanto la vista abbattendo quella muraglia che ci si poneva dinanzi e dopodiché ha consentito anche di recuperare la spiaggia che finalmente è stata resa fruibile. Legare poi le due piazze, Pertini e Piazzale Giglia, con una passerella in legno significa dare continuità alla passeggiata a mare e credo che questa sia una bella operazione che non è solo di recupero di memoria ma soprattutto di una nuova fruibilità del nostro lungomare. L'altro intervento è il Museo Civico che tra oggi e domani finalmente si appalta e consentirà questo anche un mutamento notevole su quella che è la nostra offerta di beni culturali, perché le opere dai filippini passano al Museo Civico, così come era nella concezione iniziale e anche nella donazione modale delle opere della collezione Sinatra, e i filippini avranno altre destinazioni con nuovi spazi espositivi destinati ad altro. Credo che in un circuito corto, che è quello della Girgenti storica, riusciamo a connotare sempre di più nuove attività e nuove offerte turistiche che oggi sono la speranza e il destino di questa nostra città, che vede finalmente il turismo al centro della sua agenda politica. Tornando a Piazzale Giglia, si diceva fruibile entro la prossima estate. Fruibile entro la prossima estate, prefetture permettendo, cioè il riferimento è alle certificazioni antimafia, però da questo punto di vista siamo abbastanza ottimisti e credo che in questo momento l'intervento a Piazzale Giglia, l'intervento al Museo Civico, che è altro lavoro pubblico che parte, il completamento dei muri in Piazza Marconi, ricordiamo, la Porta dei Saccaioli in fase di completamento, e ancora altri interventi che sono in divenire, perché nelle prossime ore daremo altri annunci su Villa Seta per esempio, tra gli altri, oltre agli interventi che si stanno svolgendo per esempio nel settore dello sport, la palestra distrettuale. Ci sono tante iniziative in corso che finalmente danno risposta, credo, a una serie di interventi di cui da tantissimo tempo si parlava e che finalmente trovano un loro momento di concretezza.